Drop iniziale. Oppa. Si vengono a rompere le valle, è loro diritto perché è casa sua. Diciamo che per spaccare il fiato e la settimana, qui c'è uno svincolo, si entra da qua. C'è una terza uscita che dimenticavo, che è questa. Immondizie. Sacra al cemento, dentro i boschi senza cemento. Ciao bici. Siamo un po' fuori dai Iberici, questo giro solitario, perché capita che non si può sempre andare in giro insieme, non si può sempre stare sui Iberici, perché, piccolo spoiler, parliamo dei Iberici ma non siamo dei Iberici. Vedrete tutto nella nostra puntata l'anno prossimo. Giretto dove oggi andiamo a vedere una pista per mountain bike, gravel, chi più ne ha più ne metta, MTB, insomma non entriamo nel dettaglio delle discipline. Un posto dove se hai poco tempo e tanta voglia puoi sfogare la tua condizione psicofisica. Si aspetta qualche chilometro su Giarin, se vediamo dopo. La zona che sto percorrendo porta da Veronella a Roverchiara, tutta su strada chiaiosa, qualche pezzo su asfalto per attraversamento dei tratti principali, e da Veronella porta ad Albaredo d'Adige, Albaredo d'Adige, Ronco all'Adige, Tomba Zossana e Roverchiara, appunto, tutto su argini. Magari i più gravellisti di voi la conoscono. Non avendo tempo in questo periodo di girare sui Iberici, nel weekend facciamo questo contenuto, che per voi è contenuto, per me è un'ora e mezza, quasi due, di totale spasso. Mi spasso, devo vedere la gente a spasso. Sull'argine per Albaredo, aprite gli ammortizzatori, immondizie, gente che butta immondizie ancora, insomma, sinistra e a destra. Che bello! Ma il pezzo migliore, signore e signori, devo tornare indietro, eccolo là. Il pezzo migliore, non so se lo vedete o intravedete, un divano per... Sicuramente servirà per monitorare la piena degli argini, sicuro come l'oro. Guarda, tra l'altro una scelta cromatica importante che si abbina perfettamente con il verde. Stupendo. Wow. Comunque questo è un giro sulla pista Roverchiara, non un documentario su Greta Thunberg, ecco. Però la schifezza dilaga, lasciatemi esprimere con disgusto. Altro piccolo trasferimento su asfalto che porta dalla Zerpa ad Albaredo d'Adige. Tra l'altro qui fanno un percorso, adesso non vorrei sbagliare, non mi viene a dire 4Cross, ma non è 4Cross, neanche XC, forse gravel o comunque uno di quei segmenti diversi da tutto quello che è il ciclismo normale, e il percorso Alba che va su e giù, si snoda qui dentro per gran parte dell'anno, ma non ho mai capito se è per un evento in particolare o per qualcos'altro. Comunque l'Aldare, arrivate ad Albaredo d'Adige, ridente località del Basso Veronese, tipica per i fuochi d'artificio. Qui si entra in strada, bisogna fare un po' di attenzione
e si imbocca la ciclabile. Dritto di là c'è Zevio e adesso noi andiamo di là. Dentro qua e via andare a pedalare sul dritto. Quella là è Tomba Zoshana. Questo è lo svincolo che incrocia Tomba Zoshana. Attenzione allo stop qua, mi raccomando. E avanti dritto per il prossimo argine che porta a Roverchiara, che è da pedalare, ma cioè nel senso, però tutto sommato soletto, temperatura gradevole, siamo intorno ai 10 gradi. No, una pausa pranzo che faccia schifo, capiamoci. Io sono più amante delle salite e discese e dei boschi, però insomma. La pista sostanzialmente, o circuito come volete chiamarlo, si snoda dentro a una boscaglia di questo tipo. Anzi, grazie a chi costantemente si ostina a mantenerla pulita, nonostante questa sia una zona soggetta ad alluvioni, perché appunto funge da risacca, credo, o per sfogo per l'argine, quindi ciclicamente e stagionalmente ha bisogno di essere rifatta. Piccola info, per chi volesse raggiungere la pista ma senza farsi tutti gli argini e quant'altro, la zona è raggiungibile in auto attraverso il paese di Tomba Zoshana. Non ci sono parcheggi salvo piccole zone, oppure lì si pianta la macchina se qualcuno vuole venire con i bambini, perché questa pista è anche adatta ai bambini. Pianta la macchina qui in zone insomma che non diano fastidio. Prestate sempre attenzione, perché di fatto qua non c'è nessun divieto di parcheggio. Se vengono per le valle è loro diritto, perché è casa sua. Però insomma, ecco, per andare a fare un giro in bici sugli alberi su una pista non è poi così un male, non si fa male a nessuno. Percorso ciclopedonale delle Alpi dell'Adriatico. Questo è il nome della strada che stiamo percorrendo. Siamo quasi arrivati e poi vi porto direttamente in Porsche dentro. Qui c'è uno svincolo, si entra da qua. Volta a sinistra in mezzo ai campi. Op, op, op. E siamo arrivati a quello che è l'imbocco. Allora, qui c'è un'area dove potete accampare, si esce di qua e si droppa dentro qua. Adesso vi faccio vedere. Allora, drop iniziale, oppa, è pieno di rilanci questo posto, quindi fate molta attenzione. A sinistra, è tutto un su e giù molto carino, spesso però bloccato da il gregge, perché essendo una zona sempre verde i pastori portano giustamente, si va di qua, oppa, e si entra nella boscaglia. Non è un percorso da gara, però è un ottimo dentro e fuori panorama sull'Argine, non è male, sull'Adige. Sono presenti diversi accessi, quindi uno dove siamo andati prima e un altro è qui sotto, lì all'altezza del cartello divieto di caccia. Lì c'è un ingresso e si torna alla pista. Adesso ho batteria un po' scarica, quindi aspetto un attimo che si ricarichi, tanto mi godo un po' di panorama. Potete anche fare delle trazioni se volete, e basta. Panchinella, pausella e andiamo dentro.
Allora, droppino, dai, ingresso, tramasso perché la tramarata è brutto la videocamera, ma fa stesso. Qua si comincia con il giro lungo e il giro medio, tutto sotto. Tutto un su e giù fantastico tra i rami, molto divertente, molto allenante. Hop, hop, hop. Curbozzo sotto, pista su argine, su Adige, attenzione qua, schivo, ramosso. Prima parte un po' scorrevole, la seconda è un po' più impegnativa, nel senso che si guida sullo stretto, ci sono tanti scambi di pendenza, saliscendi, molto bello. È una zona ben battuta e rinnovo i miei complimenti a chi l'ha fatto, veramente. Siamo quasi alla fine, non c'è molto, però se uno sta qua un paio di giorni, un paio di ore, se la spassa un attimo, trova delle belle soddisfazioni. Whoop. Ricordarsi di respirare perché qua bep, bep.
Cioè questa è quasi una semi pump track, manubri larghi, qua diciamo che per spaccare il fiato e la settimana ideale. Wow. Entro ancora qua. Dato sto terreno dell'argine è fantastico. Ed eccoci arrivati in chiusura. Argine e via a casa. Yo. Questo è tutto. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.